Rieccoci, primo Interpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretta sulla pagina Facebook. Abbiamo due parti, nella seconda parleremo di Sanremo, però nella prima abbiamo toccato dei punti molto reputo anche preoccupanti, che l'assessore Emanuele Lazzarini ha anche un po' evidenziato, soprattutto che lo Stato dovrebbe fare le cose più rapidamente per riuscire a risolvere molti dei problemi che abbiamo parlato e che stiamo trattando. Abbiamo preso il medico di base, io prima l'avevo accennato all'inizio, adesso vado pezzo per pezzo, che c'è gente che si lamenta che non ha più il medico di base e, come dicevamo prima, una volta non succedeva, una volta un medico di base aveva 1.400-1.500 pazienti, poi li avete fatti passare a 1.800, si lamentano perché non hanno la segretaria all'interno, insomma è un piccolo caos anche lì. Si può risolvere questo problema? Allora diciamo che è cambiato il mondo, perché io e penso anche lei, insomma, si ricordano sicuramente molti medici di base che partivano senza avere o con un ambulatorio sotto casa, sicuramente non avevano la segretaria, e con i 1.000-1.500 assistiti era la loro professione, punto e basta. Oggi l'asticella è sempre più alta, quindi oggi ti dicono, i comuni stanno facendo i salti mortali, i comuni stanno mettendo a disposizione ambulatori senza pagare l'affitto, gli stanno venendo incontro in tutte le misure. È vero. No, quindi in tutte le misure ci sono pacchetti di assistiti che vengono messi là, e quindi uno non ha più il problema di dire inizio con 500 assistiti pochi, ma può iniziare subito con 1.500 senza problemi. Però anche qui è una professione che non è più considerata così di pregio oppure così importante come lo era anni fa. Loro dicono che è perché è una professione che è diventata molto con carichi di lavoro molto importanti, perché dicono gli assistiti, gli anziani, i malati cronici vanno seguiti, e quindi chiedono il supporto di personale infermieristico piuttosto che personale di segreteria, perché poi la burocrazia è aumentata notevolmente, e hanno ragione. Noi abbiamo anche messo in campo tutta una serie di azioni, però non è semplice, perché poi ricordiamoci che anche i medici di base sono liberi professionisti convenzionati col sistema sanitario, quindi noi non possiamo decidere nulla e non possiamo obbligarli a fare nulla, cioè rimangono dei liberi professionisti che sono poi convenzionati col sistema sanitario. Stiamo con loro. Si può fare qualcosa, basta pagarli di più? Beh, ma se poi la risolvi il problema però subito. se diventa tutta uno scambio economico, cioè dobbiamo anche capirci, però, perché se tu ti dico fammi una prestazione in più e allora tu me la paghi e non rientra in un pacchetto complessivo, insomma, cioè, bisogna che ci capiamo anche da questo punto di vista. Comunque, allora, qual è la situazione? È vero che ci sono tanti medici che stanno andando in pensione, però ci sono anche tanti medici che si stanno formando. Noi abbiamo i vari corsi nella scuola di formazione di medicina generale che da qua al 2025 più o meno fanno uscire circa 600 nuovi medici di base. Già molti di questi medici adesso hanno degli incarichi provvisori con i 1.000-1.200, qualcuno è arrivato anche ai 1.500 assistiti, e questo vuol dire anche già iniziare la professione, e quindi sono fiduciosa da questo punto di vista. Dobbiamo far sì che tutti questi che usciranno vogliono diventare medici di base, perché molti rimangono poi dei liberi professionisti, e quindi ritorniamo in quel circolo che dicevamo prima, quindi fanno eventualmente la guardia medica, l'intervento a gettone, ma non se la sentono di prendersi un ambulatorio con i 1.500 assistiti. Oggi con le medicine di gruppo future e con l'organizzazione che è prevista a livello nazionale, quindi le famose case della comunità, le aggregazioni e tutto il resto, io mi auguro che i giovani medici, perché stiamo parlando di medici giovani, quelli che usciranno, siano un po' più attratti da questa professione. Noi dal canto nostro cercheremo di metterli nelle condizioni, quindi nell'organizzazione che stiamo un po' cercando di studiare con loro, quello di avere il personale il personale infermieristico, il personale di studio, riconoscere quel quantum del personale infermieristico e il personale di studio, e poi dare anche delle strumentazioni in modo che diventi anche un presidio più importante. È un investimento che è quello che è dettato anche dal PNRR, se pensiamo a cioè lo sviluppo della medicina territoriale. Certo. E in questo passaggio nel titolo abbiamo messo medici ma anche infermieri. È più drammatica la situazione sugli infermieri. Esatto, è stato fatto dei concorsi, non ha partecipato nessuno recentemente. Io vi do
un dato, noi in Veneto negli ultimi anni siamo riusciti ad aumentare, siamo arrivati a oggi le nostre 2 università, Padova e Verona, e poi abbiamo anche una piccola convenzione su Adria con Ferrara. Arriviamo a fare uscire dai vari corsi di infermieristica 1600 infermieri. Il fabbisogno del Veneto è attorno ai 4000, quindi voi capite quanto siamo lontani. Però vi do il dato nazionale. Il dato nazionale: ogni anno escono meno infermieri di medici in Italia. È un assurdo, perché gli infermieri dovrebbero essere 3 volte i medici. Ma uno si fa la domanda perché? Anche qui una programmazione, non lo so, sbagliata, che non ha tenuto conto di queste cose. Io non saprei, perché la programmazione poi delle scuole di infermieristica piuttosto che di medicina dei posti non è una programmazione regionale, è una programmazione a livello nazionale, e quindi anche in questo caso è stata sbagliata a monte. Quindi numero chiuso e sotto l'aspetto della facoltà di medicina, insomma già lo paghiamo e lo stiamo pagando su tutti gli aspetti. Io do un dato veneto. In Veneto noi abbiamo 2 università, Padova e Verona. Il nostro fabbisogno sarebbe di 700 posti all'anno tra Padova e Verona. I posti che noi abbiamo autorizzati oggi sono 580 e non li copriamo tutti, perché ci sono dei posti che rimangono vuoti, quindi quello è un altro problema ancora rispetto a riuscire a ricoprire tutti i posti. Noi abbiamo regioni vicine, che Toscana, Emilia, insomma, che comunque hanno autorizzati 700-800 posti. Noi abbiamo scritto questo al Ministero, cioè, perché è chiaro che se un medico fa l'università e quindi il percorso di medicina e chirurgia qui, si abilita qui, è più facile che rimanga qui. Poi, se invece il medico che ha fatto la scuola di medicina e chirurgia nelle Marche o in Emilia, è difficile che poi arrivi in Veneto a lavorare, a fare la specializzazione. Se trova la specializzazione, siccome ha fatto i primi 6 anni lì, rimarrà lì. Quindi anche su questo noi abbiamo provato a scrivere in accordo con l'università. Le università sono d'accordo con noi che dobbiamo aumentare quel numero per cercare di incrementare un po' quel numero. Ritorno indietro. Allora, lei mi ha dato un dato. C'è una richiesta di 4.000 infermieri, ce ne sono 1.600, ne escono più, 1.650. E quindi se la tradizione conferma questi numeri, sarà davvero un disastro sotto l'aspetto infermieristico del personale? Già le strutture, non tanto le strutture ospedaliere, ma le strutture territoriali, quindi penso alle case di riposo piuttosto che altri presidi, oggi anche ieri, hanno comunque importato infermieri dall'estero. Lo possono fare perché il livello nazionale con la pandemia ha autorizzato a questo, e questa autorizzazione sarà fino al 31/12/2023, poi scadrà e vedremo il governo questi cosa infermieri possono fare. Sono infermieri professionisti? Sono infermieri oppure che vengono perché hanno fatto un anno e No, sono infermieri che hanno i titoli di quel paese, che non è detto che il titolo di quel paese poi sia equiparato al nostro titolo, bisogna dire la verità. Sono dall'Albania piuttosto che dall'India, insomma stanno arrivando dal Brasile, un po' da tante parti. È chiaro che anche qui c'è un investimento poi di accompagnamento, formazione eccetera, che questo dovrebbe far sì che poi riusciamo a stabilizzarli, perché se è finito la proroga prevista, questi tornano nel proprio paese, è chiaro che anche le strutture hanno fatto un investimento che è andato a vuoto. Però oggi stanno ricorrendo le strutture a personale straniero. È un bel problema, Assessore? Lo so. Perché... Lo so. Non me lo dica perché già ho notti insonni. No, immagino, perché è un problema sicuramente, io mi auguro venga risolto. È sempre all'italiana, come si può dire, dove una volta... Dopo di qua c'è anche qui l'anomalia. Cioè i posti di infermieristica di Verona, per esempio, che Verona ha messo nell'ultimo anno, non sono stati riempiti tutti, perché anche qui non c'è più persone che si iscrivono e che vogliono fare l'infermiere. Allora anche qui è un problema di retribuzione, sì, di appetibilità, di lavoro, di qualità della vita, perché l'infermiere poi deve farlo il sabato, la domenica, sì, se ha il turno a Pasqua, eccetera. Economico in Quindi io credo che noi abbiamo un problema, io parlo di sanità, però lo stesso problema noi ce l'abbiamo in qualsiasi altra attività commerciale. Oggi non si trova più persone, né per la ristorazione, né per la parte di ricezione, né nelle grandi aziende. I comuni stessi hanno difficoltà a trovare comunque personale amministrativo, quindi c'è una carenza complessiva oggi di queste figure.
probabilmente anche qui dovremmo fare un'analisi proprio sulle motivazioni, perché i ragazzi, i giovani, cioè oggi c'è questa disaffezione, forse vorrei dire generalizzata, non solo nel sistema sanitario, ma oggi noi abbiamo il fenomeno delle grandi dimissioni in sanità, ma ci sono le grandi dimissioni, oggi c'è un turnover da azienda a un'azienda, cioè che non era mai capitato prima. No, è vero. Quindi è un'analisi secondo me che va fatta anche a livello nazionale in maniera molto più approfondita. Cioè a me tocca il sistema sanitario, però... Io non vorrei mai che fosse un gioco per privatizzare sempre più la sanità. Mi viene sempre a pensare male. Non lo so io, non per è carità, mai... nel senso immagino e capisco che venga questo pensiero. Io mi auguro di no, io mi auguro che ci sia invece la volontà, ripeto, di salvaguardare, non solo perché la riforma è stata fatta da una veneta, insomma, che conosciamo e che ed è stata quella che insomma ha anticipato un po' e ci ha permesso quindi la creazione del sistema sanitario nazionale, ma perché è un valore aggiunto. Se non capiamo questo, cioè basta che ci facciamo un giro un po' per il mondo. Siamo tutti d'accordo, però i fatti dicono altro, poi perlomeno l'impressione che la strada presa sia ben altro di quello che noi pensiamo che succeda. Senti, do un altro dato, devo parlare tutte di cose preoccupanti questa sera con lei, non vorrei ma devo farlo. Nel 2042 la popolazione diventa ancora più anziana e entrare nelle RSA diventa anche sotto l'aspetto economico molto importante. Ecco, ci saranno meno posti letto perché aumentano gli anziani e gli anziani in quel periodo, per tutto quello che sta accadendo, strada facendo, hanno meno soldi. Siccome viene saputo questo in largo anticipo, perché questo dovrebbe succedere nel 2040 mettiamo, quindi mancano 15 anni, si può iniziare a lavorare sotto questo punto di vista in modo tale di poter arrivare nel 2040 senza essere in emergenza come lo siamo stati tuttora dopo questa pandemia? No, sicuramente bisogna, cioè nel senso che noi oggi sappiamo quanta popolazione anziana ci sarà, sappiamo più o meno in percentuale quanto aumenterà la non autosufficienza, sappiamo che questa popolazione anziana oggi sarà una popolazione sola perché non c'è più la famiglia patriarcale, perché se hanno un figlio a volte va a lavorare lontano e quindi sappiamo che c'è bisogno oggi di un'organizzazione completamente diversa di quella che c'era o serviva 10 anni fa. Quindi bisogna sicuramente lavorare sui modelli e quindi la presa in carico semiresidenziale, a domicilio, l'abitare leggero, la casa di riposo vera e propria quando invece c'è bisogno della casa di riposo. Quello che dispiace è che nel PNR, quindi in questa grande opportunità, sa quanti soldi sono stati previsti per le case di riposo per gli anziani? Zero. Cioè le case di riposo non hanno avuto nessuno stanziamento perché sono state dipinte come dei lager durante la pandemia e con le immagini soprattutto di quello che succedeva in Lombardia e sono state demonizzate. Ma è triste che questo. Lo so che è triste, ma noi lo stiamo denunciando in qualsiasi qualcuno livello. Denuncerà questo? Lo stiamo denunciando in qualsiasi livello, cioè perché poi vecchi si diventa tutti, non è che chi decide non diventa vecchio. Ripetendo quello che dicevo prima, io credo che domani avremo sempre più bisogno di queste strutture, perché se oggi c'è una famiglia che in qualche modo ha 1 o 2 figli, quindi insomma prendi la badante, riesci ancora a mantenerlo a casa, eccetera, domani che le famiglie tante persone sono sole, perché vediamo che aumenta le persone single che rimangono sole, hanno da sì o no un figlio e in molti casi il figlio lavora lontano, fa scelte di vita diverse. Io credo che le strutture residenziali saranno sempre più richieste, quindi è chiaro che bisogna fare un investimento su questo e bisogna aiutare le famiglie poi che non riescono a potersi permettere di andare in una struttura come questa. Quindi è una problematica che va comunque presa in considerazione. Noi lo stiamo facendo cercando di capire come organizzare la filiera, cioè cosa prevedere, servono più posti letto. Io do solo un dato, che così si capisce. In tutto il Veneto i posti letto dei nostri ospedali, dei nostri 68 ospedali del Veneto, sono 17.500 in tutto il Veneto. Le case di riposo del Veneto, che sono 340 circa, oggi hanno 34.000 posti, cioè sono più del doppio di quelli ospedalieri. Questo perché chiaramente è una popolazione completamente diversa. Allora, questi 34.000 posti oggi sono sufficienti
per dare incontro a quelle che sono le esigenze. In 34.000 posti quanti sono occupati, tanto per capire un Oggi numero? dei 34.000 posti io credo che un 29.000 saranno occupati, più o meno, insomma. Oggi tanti non sono occupati. Siamo all'80-90%. Oggi tanti non sono, però c'è un turnover molto veloce. Se prima si rimaneva in casa di riposo anche anni, cioè uno rimaneva anni 80, 90, rimaneva anche 10 anni, l'accesso era molto più giovane. Oggi si entra in casa di riposo proprio alla fine, quando uno non riesce più a essere, rapido. e la media è che si rimane in casa di riposo 9 mesi, quindi il turnover è abbastanza veloce, cioè non c'è più quel concetto che c'era prima, quindi va anche vista in questo senso 6 mesi, 9 mesi. È chiaro che però oggi molti hanno i posti vuoti e non possono riempirli, anche se ci sono le persone in lista d'attesa, perché non hanno il personale, perché non trovano l'infermiere o non trovano gli operatori sociosanitari. No, io capisco tutto, ho capito benissimo, però la gente farà fatica a capire. Lo so. Perché la gente viene arrabbiata io mi rendo conto che la gente è molto arrabbiata. La gente Ma lo sai che per entrare in una casa di riposo bisogna entrare quasi per raccomandazione in una casa di riposo, e lo trovo assurdo. No, oggi in una casa di riposo si entra, cioè quasi. Dobbiamo spiegarlo, cioè la persona che decide di entrare in una casa di riposo deve fare una valutazione multidimensionale con tutta una serie di professionisti, ha un punteggio e chiaramente in base alla gravità scattano quelli con i punteggi più alti perché entra in una graduatoria unica. È giusto, però se non c'è posto succede che se non c'è posto no, però poi c'è raccomandato, magari trova lo spazio per entrare però io mi rendo conto che è difficile, che la gente oggi è incattivita, che la gente è delusa, che vede che, però io vorrei che passasse anche il messaggio che ci sono tutta una serie di problematiche che si concatenano tra di loro. Io la capisco, ma non riesce a passare il messaggio uno che sta soffrendo. Cioè è difficile far capire a uno che sta in ospedale morendo o deve fare un intervento che può salvare la vita, o in una casa di riposo bisogna che siamo seri. Se uno deve fare un intervento che deve salvare la vita, l'intervento lo fa. Guardi, soggetto, io parlo non del Veneto, ma in Italia è successo che ci sono stati molti ammalati gravi nel corridoio del pronto soccorso e poi sono morti. Però in Veneto, adesso bisogna che diciamo la verità, se uno ha un intervento grave, un intervento oncologico, un intervento urgente, lo fa. Cioè, su questo qui non ci sono dubbi. Se uno ha l'intervento, come ci sono, di chirurgia minore, penso alla cataratta per esempio, penso alla cataratta o alla protesi, che comunque c'è un importante perché è una qualità di vita diversa, può essere che debba aspettare una lista d'attesa perché mancano medici, eccetera. Dobbiamo anche rassicurare tutti che i casi gravi, i casi oncologici e tutto il resto vengono presi in carico subito. No, certo, però al di là di questo nel ragionamento cosa si può dire a questa gente che giustamente lei sta spiegando in maniera perfetta e dice la situazione è questa, noi abbiamo chiesto, stiamo lottando con la regione perché lo Stato ci dia stiamo A, B, C. mettendo in campo tutte le azioni possibili, quindi abbiamo pagato i medici del pronto soccorso di più per far sì che i nostri medici e non poter ricorrere quindi ai medici a gettoni o alla cooperativa. Abbiamo chiesto ai medici su base volontaria di arrivare fino ai 1.800 assistiti, medici di base, e paghiamo anche un tanto in più per l'assistente di studio, eccetera, quindi stiamo mettendo risorse. Agli infermieri abbiamo alzato il più possibile con l'università la nostra potenzialità, quindi noi tutto quello che è in nostro potere lo stiamo facendo. È chiaro che poi bisogna che la situazione sia una situazione, insomma, oggi che abbia anche un panorama diverso, non può essere solo quello regionale. Lei è il quadro della sanità veneta a 360 gradi, di tutte le USL venete sono tutte più o meno nella stessa situazione o c'è qualcuna che è messa peggio e altre sono messe meglio? Allora sicuramente se parliamo della Dolomiti, quindi dell'area di montagna, soffre ancora di più perché sappiamo quanto ancora più difficile sia trovare medici che vadano a Belluno, a Feltre, non dico neanche a Pieve di Cadore o a Agordo, ma a Belluno e anche a Feltre, insomma non è così semplice. Poi Pieve è anche un bello le due aziende Pieve. Universitarie stanno meglio, cioè Padova e Verona stanno meglio perché hanno anche tutto il bacino dei specializzandi che chiaramente comunque li aiuta, perché poi dobbiamo pensare che lo specializzando, cioè
vorrebbe anche essere in un contesto in cui può crescere, in cui c'è casistica, in cui insomma, e quindi se può, in cui dove deve imparare. Insomma. Se può, preferisce stare nella grande azienda che ha più possibilità e quindi a volte insomma ci sono la concentrazione proprio nelle aziende ospedaliere, penso a Padova, Verona, e un po' meno invece nelle strutture periferiche. Noi invece stiamo insistendo perché vengano distribuiti un po' ovunque. E quindi cercare di rendere meno difficoltà nelle US dove ce n'è di più. Le insomma, US stanno facendo foresterie dappertutto, mettendo a disposizione appartamenti anche per agevolare infermieri, specializzandi, medici che si trasferiscono là. Cioè vi assicuro, stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili. Chiudo, ci vedremo a fine febbraio perché dobbiamo sapere da Roma se... Vengo anche prima, se ho notizie, se riusciamo, guardate, quella è una partita che noi come Veneto, e siamo a Padova, Padova, l'azienda ospedaliera la sente molto, insomma io sono in contatto con i dottori, lo sanno, gli interventi normativi, legislativi che abbiamo fatto, tutte le azioni che noi abbiamo fatto, quindi noi la sentiamo molto. Ripeto, altre regioni non la sentono come noi e quindi è una battaglia insomma, che stiamo portando avanti molto noi. Io spero, insomma, ho cercato di investire anche un po' tutta la parte politica per far passare il messaggio insomma, che per noi sarebbe comunque una goccia che però ci aiuta a creare anche quel clima un po' più sereno e di prospettiva, insomma, e oggi abbiamo bisogno di questo. Buon lavoro, Assessore Grazie. Manuela Lazzarini, grazie come di consueto che lei viene a trovarci sempre in maniera puntuale per comunicare ovviamente con i cittadini del Veneto come sta la sanità, grazie davvero. Noi andiamo in pubblicità, poi nella seconda parte parleremo di Sanremo, tra poco.